Con il volto incappucciato, fumogeni e bastoni volevano impedire con la violenza a un minivan con a bordo un piccolo gruppo di tifosi del Venezia di lasciare lo stadio per tornare a casa dopo la partita Torino-Venezia, nonostante il pulmino fosse scortato dalla polizia. Hanno dunque colpito l'automezzo mandando in frantumi i vetri con un ragazzo di 12 anni seduto davanti che ha quindi rischiato seriamente di venire investito da quelle schegge di vetro impazzite e di ferirsi. È il racconto di un'altra notte da incubo e di follia per i tifosi arancione-verdi del Venezia Football Club dopo l'episodio, i primi di febbraio, dell'assalto al treno da parte dei tifosi dell'Udinese e del Salisburgo, cosiddetti tifosi che si diedero appuntamento per fermare il treno con a bordo i sostenitori lagunari. Questa volta invece a Torino c'era anche una rappresentanza del club Alta Marea con il presidente Franco Vianello Moro, testimone diretto che racconta. Un episodio molto più triste e molto più angosciante da un certo punto di vista, che è quello di un tentativo di assalto da parte di alcuni facinorosi, ultras granata, che hanno tentato di impedire il proseguo della corsa mettendosi in mezzo alla strada. Uno dei pulmini che era nel nostro corteo è stato in qualche maniera danneggiato. Noi abbiamo sentito dall'interno del pullman nettamente uno scoppio di un petardone, di una bomba a carta, di qualcosa di molto rumoroso. Fumogeni e bombe carta contro il minivan. Gli occupanti, dopo un pernotto di fortuna e ancora sotto shock, sono potuti tornare a casa solo in mattinata, in treno, ancora visibilmente scossi. Uno dei vetri del pulmino ha subito un danno. L'abbiamo visto, l'abbiamo saputo successivamente quando a un certo momento la scorta della polizia ci ha fatto rallentare un attimo e ci ha fatto capire che era successo qualcosa di serio a uno di questi pulmini, per fortuna senza particolari conseguenze.